Adesso non voglio assolutamente togliere l'attenzione da persone che nelle istituzioni ci stanno tutelando e stanno svolgendo un lavoro fondamentale per il nostro percorso del pieno esercizio della Repubblica Veneta. Quindi do la parola prima a Fabio Padovan, che sicuramente dirà due parole sui fatti che sono avvenuti in modo che tutti possano essere diciamo così, edotti dei fatti che sono successi in settimana. Prego Fabio. Grazie. Anche a me, ma mi non riesco a parlare in lingua straniera, scusa. Devo complimentarmi e ringraziare i sindaci presenti, Riccardo Szumski, che ha un cognome difficile, ma invece è una persona molto semplice, un combattente della prima linea che siamo orgogliosi oggi di averlo fra noi altri. Ecco, e anche il sindaco di Resana, Mazzorato Loris, che ha già dimostrato coi fatti da che parte chi vuole stare, sicuramente non da quelli potenti che in tortura dalla mattina alla sera. Mi sono qua stasera semplicemente perché dovremmo rendere onore in piedi da Veneti che si è svegliato con orgoglio a quelle persone semplici che le state chiamate questa settimana dal potere nemico e che gli ha fatto paura dicendo firma questi documenti, generalità, nome e cognome, e si è trovato, credevano facile che fosse questo percorso per loro, persone che a coppie vanno agenti a portare foglietti ripetutamente in giro, occupando il tempo invece che andare a rendere sicure le nostre case di notte, preferisce andare da gente inoffensiva nessuno qua stasera dal passamontagna, nessuno tira pietre, il pubblico che le attorno non ha paura perché li vede facce buone, facce di gente che ha lavorato duro tutta la settimana nonostante l'Italia. E adesso siamo qua per rendere onore, dicevo, a queste persone semplici che pur chiamate dentro in queste stanze le si è rifiutata di riconoscere un'autorità straniera e che vuol coraggio, credeme. Quindi il nostro veramente entusiastico, sincero, spontaneo grazie a queste persone perché le ha reso visibile di fronte agli occhi degli agenti del nemico che guardino persone che ha un cuore inossidabile, che ha una fede che si è risvegliata, che in un gonfalone le ha scoperto di avere una storia ricca, una storia anche eroica, e ha deciso di non abbassare più la testa. Di fronte a loro mai più abbasseremo la testa. Fa impressione girare nei nostri centri, nelle nostre città. Ero a Montebelluna stamattina, un sacco di case in centro con le erbacce chiuse, negozi che a stirasole saracinesche, la miseria dappertutto che avanza, ma non so, la gente passa davanti e non le vede più ste robe. 30 anni fa era uno splendore il Veneto, io sta riducendo in macerie, non potremo più permetterne e permettere che ne riduce in questo stato. Basta, rivoluzione nel Veneto contro questo stato di cose. Abbiamo da difendere un lavoro creato in 50-60 anni dai nostri nonni e dai nostri padri. Dobbiamo difenderlo con le unghie e coi denti, perché non possiamo permettere che la generazione che ne segue vada all'estero, come sta succedendo, e invece noi che accettiamo che veniamo invasi da chiunque ha voglia di venire qua, anche per delinquere, perché dobbiamo dire anche queste cose. Questa è la patria
è la patria che porta gli avvisi di garanzia a persone modeste e semplici e lascia impuniti chi va dalla mattina alla sera a delinquere, e noi siamo stufi di stare asserragliati nelle nostre case. E allora mi dico alla emerita presidentessa Boldrini, che si riempie la bocca: quanti ne hai a casa tua, ma a casa tua tu accolti, non nelle case che ti paghiamo noi, a casa tua. Se mi rispondi neanche uno, allora sei ipocrita, perché è facile far la morale difesi dai poteri dello Stato, dai carabinieri. Più difficile vivere nelle nostre periferie col cuore in gola tutte le notti, soprattutto i nostri anziani, i nostri sindaci lo sanno questo. E noi altri che dobbiamo rispetto ai nostri vecchi, dobbiamo difenderli, farli sentire sicuri questa gente. E invece questo Stato ai i soldi li manda, abbiamo le file fuori dai comuni, della Caritas, di nostri compaesani che ha lavorato una vita e che non ha i soldi per mettere in quadra il pranzo con la cena. E però, se permettiamo, oggi sul Gazzettino leggevo un articolo che siccome i Rom a Torino gli spacca gli autobus e gli dà botte la gente, allora il sindaco di Torino la crea una linea solo per i Rom. Quindi paghiamo una linea in più, noi altri, invece che insegnare l'educazione e il rispetto della legge. E noi altri ci permettiamo di spendere soldi, di dare 4.000 euro per disagiata prigionia a un protettore che ho letto sui giornali che l'ha fatta altro che ne ha subito a sfruttare ragazzine, e invece i nostri vecchi li mandiamo a frassare nei bidoni della spazzatura. Allora questo stato di cose noi non lo accettiamo più, non possiamo più accettarlo, perché abbiamo un dovere morale sia nei confronti di chi che deve esprimere noi altri, a dissodare le terre del Veneto, a lavorare tanto perché questo sappiamo fare, e soprattutto nei confronti di chi che viene dopo. E quindi rendiamo onore e merito a chi è stato interrogato, a chi che non ha risposto, a chi che ha risposto mi sono Veneto e non vi riconosco nessuna autorità. Ed ora in poi deve fare il conto con queste persone piccole, semplici, ma inossidabili, ma granitiche, vere, nostri, diciamo la parola, nostri patrioti, che non si permette più di giocare con i nostri sentimenti. Noi ne fa paura, per niente. Qualche anno fa sono venuto qua con qualche amico e siccome adesso non si vede perché naturalmente le impalcature, era la bandiera italiana e quella europea e nella terza asta vuota, e noi siamo andati su per quelle scale con i poliziotti che cercavano di fermarne, siamo andati su avanti lo stesso e abbiamo appeso il gonfalone nostro legato ai lacci delle scarpe, perché questa è Piazza Trevisana Veneta e deve essere il gonfalone di San Marcola, perché il gonfalone di San Marco indica un leone che ne torna a volare e vi fa paura, caro prefetto e altre autorità italiote, da voi altri, da chi che ruba lo stipendio sul sudore e sul sangue di tanta gente che lavora, dai burocrati stranieri, dalla mafia, da tutti chi che vuole invaderne. Veneti! Veneto! Veneto! Ciao, viva San Marco! Daniele, prego, accomodati. Voglio che dici qualcosa. Cosa ti è successo? Daniele! Cosa? Daniele! Daniele! Daniele!
Volevo contarvi una basetta, no? L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Aspetta, noi finia. La sovranità appartiene al popolo. Ecco, questa è la basetta, no? Che ne 150 basette che si raccolte su un libro che si chiama Costituzione dello Stato italiano. E noi siamo qua. Noi siamo qua perché? Perché siamo schiavi, ma siamo schiavi non perché loro è forti, siamo schiavi della nostra paura. Fabio ha parlato di rivoluzione, bisogna fare sta rivoluzione, bisogna non avere più paura perché la nostra paura è la loro forza. Dobbiamo lavorare di aver paura, non pagare più niente, perché questa gente, so di noi altri, non ha assolutamente nessun diritto, è in difetto assoluto di giurisdizione. Significa che qua sul Veneto i vai è il do de picche, non va niente, dobbiamo essere consapevoli, dirglielo. Non pagare le tasse e mandare da righe, dire ti non ti puoi pretendere niente da me. E è roba che ho fatto quando dico se sei venuto a trovarmi, mica vuoi, è il privilegio che sei venuto per appuntamento, perché non mi trovava. Allora io ho detto, veni in sede lì e mi trovai quando che vuoi, sono qua a vostra disposizione. Quindi ho avuto la fortuna di prepararmi anche da righe, no? Allora io venuto due giovani pieni di tanta buona volontà e mi ha detto siamo qua per invitarlo a venire quando sei che viene, quando vi fa comodo mi non vengo, ho detto no? È che va bene il giorno 22 ma mi non vengo a ore 10 che va bene non capì che mi non vengo. Allora dopo mi consegna il verbale e mi dice che sarebbe da firmare, ma mi non firmo. Quindi regola numero 1, mai firmare niente di quello che mi dà gli stranieri, gli occupanti, mai firmare niente. Allora mi non vengo, loro mi hanno consegnato un atto e mi hanno consegnato la revoca di quell'atto. Istantaneamente loro mi hanno dato una convocazione e mi hanno dato un atto di nullità di quella convocazione. Per difetto assoluto di giurisdizione delle istituzioni italiane sul territorio veneto. Basta paura, da domani mattina, basta! Se contesta carabinieri, polizia, vigili, anche i metronote, non va una pipa di tabacco sul nostro territorio e non può avere nessun diritto su di noi altri. Chi torna del Po, via, via tutti!